Oltre alle 4 porte principali, Montagnana presenta queste piccole porticine appunto sempre sulle mura. Vengono aperte in un momento successivo, attorno al 1800. Di fatto prima le mura erano completamente e totalmente invalicabili. In gergo architettonico vengono definite come pusterle. Porta Vicenza è la terza porta aperta in ordine di tempo, quindi ricapitolando la più antica Porta Padova, la speculare Porta Legnago, cui arriveremo poi, e Porta Vicenza e Porta 20 settembre alla fine. Porta Vicenza viene aperta attorno all'inizio del Cinquecento, nel 1503 circa, e di fatto si nota anche poiché non è così articolata come le precedenti, è stato solamente aperto un varco sotto la torre. Siamo nei pressi del complesso scolastico di San Benedetto, che nasce in realtà a inizio Cinquecento come educandato per giovani donzelle gestito dalle suore benedettine, tramutatosi poi nel corso dei secoli in scuola, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Adiacente alla scuola poi un piccolo gioiello tardo barocco, la chiesa di San Benedetto, terminata definitivamente nel 1775 circa. Le mura vengono costruite a più riprese, ora arriviamo in un punto preciso in cui si vede bene. Assieme alla parte più antica di cui vi raccontavamo, quella del castello, anche questa ad ovest, che coincide con Porta Legnago, è uno dei pezzi più antichi. Lo si nota soprattutto dalla struttura muraria, fatta di solo laterizio, un solo laterizio che si sgretola più in fretta, a differenza della parte carrarese, della parte quindi padovana, poiché a principio del XIII secolo, i carraresi, rivendicando tutto il territorio della bassa padovana, decidono anche per l'appunto di terminare la cinta muraria di Montagnana, apportando una grandissima novità. Di fatto, come potete notare, qui c'è una grandissima differenza fra la parte più antica in solo laterizio e la parte nuova, carrarese, successiva. La novità sta nella trachite, in questa pietra grigia, tipica dei Colli Euganei, che viene inserita nell'impasto di calce e laterizio proprio per dare una particolare resistenza alla struttura muraria. Di fatto, la parte padovana, la parte carrarese, che coincide con i lati settentrionale e meridionale principalmente, è la più resistente e quella che è
attualmente meno menomata rispetto alle altre. Ci troviamo ai piedi di una piccola edicoletta votiva, nei pressi della zona ovest della cinta muraria. Alzando lo sguardo poi scorgerete il rimasuglio di un affresco, uno dei pochi che ancora troviamo lungo le vie e lungo le mura di Montagnana, che doveva rappresentare presumibilmente una Madonna in trono con bambino, e a lei è dedicata la stessa edicola. Ci dirigiamo ora invece verso l'ultima tappa, verso le ultime due tappe, il Cinema Branzo e la Rocca degli Alberi. Una delle ultime tappe di Tour Montagnana è questo gioiellino che potete ammirare, il Cinema Branzo. Prima teatro in realtà e poi cinema, il Branzo è un teatro napoleonico, costruito quindi a cavallo fra il 1700 e il 1800, proprio negli anni di cambio secolo. Al suo interno si esibivano due tenori famosissimi e originari di Montagnana, famosi anche a livello nazionale, Martinelli e Pertile. Due tenori cui è intitolata la piccola arena che ricorderete avevamo visto accanto al castello di San Zeno. Purtroppo in disuso, oramai chiuso dagli anni 84-85, rimane una delle perle più affascinanti di Montagnana. Siamo finalmente giunti a Porta Legnago, l'ultima delle 4 visitate, ma in realtà la seconda costruita in ordine di tempo. Di fatto, se notate, è strutturata e articolata come Porta Padova, come la più antica, quella del castello. A differenza delle più recenti Porta Vicenza e Porta 20 Settembre, molto più semplici e meno fortificate. Sopra alla porta poi si slancia quella che chiamiamo Rocca degli Alberi, l'ultimo baluardo della cittadina di Montagnana, costruito per volere di Francesco I da Carrara nel biennio del 1360-1362, proprio per rinforzare tutta questa parte occidentale di mura particolarmente fragile rispetto alle altre. La rocca veniva utilizzata come ultima spiaggia difensiva nel caso in cui tutta la città fosse stata invasa dal nemico, fosse stata occupata. E il signore di Padova, piuttosto che la legione amica che accorreva in aiuto, si rifugiava all'interno della rocca e cercava di attaccare proprio da quella. A ricordarci del committente
e della famiglia carrarese che ha promosso la costruzione della rocca 3 stemmi all'interno di Porta Legnago. Eccoci arrivati fin qui, questa è la fine del nostro viaggio. Ringrazio Veneto Channel per la collaborazione e la realizzazione di questo video e vi ricordo che comunque tutto questo era solo un assaggio che la nostra cittadina ha ad offrirvi. Vi aspetto qua a Montagnana, al ristorante Le Mura, che è il nostro punto di partenza per ogni visita. Un saluto e un abbraccio a tutti. Noi vi ricordo che lavoriamo in rispetto delle normative di sicurezza e quindi utilizziamo sempre la mascherina.